La crisi, ormai lunga ed estenuante, continua a mordere. Manca la liquidità ed i veneziani hanno scelto di saltare il ponte dell'Immacolata. Meglio stare in città, fare qualche passeggiata in più e, se possibile, mettere via qualche soldino. È questo il coro unanime dei cittadini che questa mattina, aiutati da un raggio di sole che ha fatto capolino, si sono riversati nelle piazze tra mercatini e bancarelle. Ci hanno nettato dappertutto. In italiano se è nettato vuol dire, in veneziano vuol dire, hanno rubato tutto. Ormai non c'è più niente da fare, in montagna non si può andare, non ci sono soldi. La disoccupazione cresce e cosa dobbiamo fare noi? Andare a rubare, no? Perché ci sono già gli altri che rubano a Roma. Io non lo faccio, cioè sono a casa dal lavoro ma non faccio niente. Io credo che la gente che stava male sta sempre peggio, la gente che stava bene continua a stare bene, forse migliora, quindi non lo so, forse se stanno a casa è perché non c'è neve in montagna. Penso proprio di sì, che non si va da nessuna parte, anzi tanti spendono tanti soldi, fanno debiti per andare in giro, io no. Io non li faccio, se ce li ho ci vado e se no non ci vado. In questo caso è rimasta a casa. Esatto. Non c'è molta liquidità in circolazione, di conseguenza tutto si restringe. Quindi anche un giro per Mestre e qui per i mercatini va bene. Certamente. E questa festività, secondo un'indagine dell'Adico per i veneziani, è la più povera degli ultimi anni. La parola chiave è incertezza. Un solo veneziano su 3 andrà via qualche giorno. Budget ridotti, incertezze fiscali e la percentuale di partenze rispetto al 2012 crolla dell'8%. Non solo, ma in picchiata anche i veneziani che negli anni passati se ne andavano via per una settimana, che dal 9% passa al 3%. Altro dato che dovrebbe far riflettere è che sono aumentate le prenotazioni last minute. Il 44% di chi ha scelto di trascorrere il ponte fuori Venezia deciderà all'ultimo momento dove andare. La fiducia delle famiglie è ai minimi storici, commenta Carlo Garoffolini, presidente dell'Adico, e tra l'altro dicembre è un mese di pagamenti come Tasi e Tari. Un piccolo lieve accenno positivo arriva invece dagli albergatori. Sono moderatamente ottimisti, ma le prenotazioni maggiori vengono dall'estero. Sono ottimisti anche per quel che riguarda il Natale, ci sono parecchie prenotazioni, però estero. Insomma, il turismo è quasi totalmente straniero, i nostri connazionali rimarranno a casa, la crisi ha cancellato tutto e le ferie sono diventate solo un miraggio.